Sono tre le novità che presentiamo nella pagina sportiva del nostro telegiornale. La prima riguarda l'arrivo di un esperto attaccante nell'Acregas. La seconda riguarda invece la squadra granata dell'Empedoclina che ha presentato il nuovo allenatore dopo aver rinunciato all'iscrizione nel campionato di promozione, partendo e preferendo di ripartire proprio dalla prima categoria. Infine concluderemo questo mix di notizie con l'intervista ad un calciatore biancazzurro dal passato e biancazzurro appunto che è ritornato ad Agrigento dopo 46 anni. Partiamo dalla prima. Maurizio Villa, argentino classe 1985, ha firmato per l'Acragas sabato pomeriggio e la trattativa è stata portata avanti dall'infaticabile DS Ernesto Russello. Di lui hanno parlato a lungo le cronache sportive quando nella stagione 2014-2015 ha stabilito il record dei punti con il Budoni, una squadra sarda, e della qualificazione ai playoff sotto la guida di Raffaele Cerbone. In quella stagione mise a segno 24 reti, formando con l'altro attaccante Mario Fontanella una coppia da 50 gol. Dopo l'esploit in Gallura, l'attaccante di Mar del Plata strappò un contratto nel club maltese di Serie A del Floriana, allenato da Luis Oliveira. Dopo aver segnato 12 gol nell'isola del Mediterraneo, il ritorno in Serie D tra Potenza, dove ha segnato 6 gol in 12 gare, e Chieri, 8 gol in 16 gare. La sua esperienza italiana ebbe inizio con il Modica, con 14 reti, poi a Noto di reti ne segnò ben 21. Complessivamente nella sua permanenza italiana ha racimolato 245 presenze, sempre in T, e segnato 117 reti. Proviene appunto dalla D dove ha giocato in Sardegna con il Budone. Ed ora l'Empedoclina, che come detto prima ha deciso di ripartire dalla prima categoria, dopo aver rinunciato a quel campionato di promozione dove aveva brillantemente militato. La società ha rivisto i piani, ma non abbandona il progetto Granata iniziato negli anni scorsi. Avuta la certezza della partecipazione al prossimo torneo di prima categoria, ha scelto la conduzione tecnica, affidata ad Alessandro De Caro, in passato alla guida del Racalmuto. Si tratta di un tecnico abbastanza esperto e che sa lavorare con criterio e professionalità. E concludiamo con l'intervista a Vincenzo Granata, napoletano verace, ex centrocampista dell'Acregas degli anni 70, con cui ha militato per 2 stagioni consecutive. Una gradita sorpresa qui ad Agrigento, dopo 46 anni si rivede Vincenzo Granata, un centrocampista molto tecnico che qui ad Agrigento, anche se per poco tempo, mi sembra che una stagione, 2 anni, 2 stagioni, ecco, ha lasciato il segno. Di lui si ricorda di un giocatore molto elegante e dal passaggio millimetrico. Che ricordi abbiamo di quegli anni, Vincenzo? Sono dei ricordi bellissimi perché sono stato accolto veramente bene, venivo in prestito dal Calcio Napoli, pensavo di tornare anche a Napoli, invece venni qua e l'Acragas con il presidente Micciche e Perrone mi riscattarono, infatti dovevo anche andare a Catania, ma il fatto di restare qua, portare anche mia moglie, la dice lunga, fece un bellissimo campionato con mister Caraman e fu veramente 2 anni bellissimi, belli belli belli. Chi ricordi dei vecchi compagni di allora? Sì, come? Oggi sono ospite da Patti, lì, Totò Patti allora. Totò Patti, ricordo molto Spagnolo, Venturato, avevamo gli attaccanti Alpini, bravo, lo stesso Rotondi che pigliamo dal Palermo, avevamo 2 portieri bravi, Moro e Galia, c'era Iacono, Pasquale Iacono che era un giovane molto promettente, infatti andò anche a Cagliari, che l'ho rivisto in questi giorni, sono contento perché poi ho rivisto tanti di quei amici e l'ho rivisto veramente col cuore perché in quegli anni si giocava a calcio e ce n'era polvere da mangiare, oggi ho visto Testeneto, sono contento, è uno stadio, mentre nella nostra veramente delle sofferenze e delle lotte. Speriamo bene. Sì. Con chi sei rimasto in contatto? Con tutti, con Parisi specialmente che stava qui con me, che era il nostro tuttofare, stava sempre insieme alla squadra, le fotografie e tutto, e poi sono rimasto bene con molti calciatori, con il presidente Micciche.
quindi veramente legato da questi, nonostante i 46 anni, oggi mi sento di stare a casa mia. Rivedi l'Akragas in eccellenza, in una categoria che sicuramente non io merita. ho parlato col direttore sportivo, parlavamo anche del vecchio allenatore che è amico mio Feola, che è stato qui in C. L'Akragas non può fare assolutamente queste categorie e io le auguro di cuore veramente che al più presto possa venire fuori da questa situazione. Ho parlato anche col direttore sportivo, perché tutto sommato io fatto allenatore vincendo 4-5 campionati in Campania, se c'è volontà, e speriamo che loro gliela metto tutte e che io possa rivedere l'Akragas ai posti che gli competono sicuramente.